Ma credo che l'aspetto principale sia la coesione con cui abbiamo lavorato a livello di Consiglio regionale e anche come ufficio di presidenza, che ci ha permesso di giungere anche alla definizione del nuovo regolamento per i contributi del Consiglio regionale. Una misura che apprezzo moltissimo perché permetterà di far sentire ancora di più la vicinanza delle istituzioni e dell'istituzione del Consiglio regionale ai territori e a coloro che nei territori operano e lavorano giorno dopo giorno con sacrificio e passione. Ma credo che sia onesto riconoscere che in sanità le difficoltà ci sono e è altrettanto onesto riconoscere che non sono difficoltà regionali ma sono difficoltà nazionali, europee e forse anche mondiali, quindi il sistema sanitario in qualche modo a livello globale va rivisto e ripensato. Ci sono riforme strutturali in essere, ci sono riforme dettate anche da quello che è l'epoca post-Covid, entreremo nell'epoca delle case di comunità, gli ospedali dovranno essere rivisti nelle loro funzioni, nelle attività che vengono svolte, dal punto di vista anche del personale, reclutamento, indennità, compensi, tutte queste situazioni devono essere oggetto di scelte politiche che consentono oggi a chi lavora in sanità di farlo al meglio, in serenità, cercando di dare quelle risposte che i cittadini si attendono. Parlato anche di vicinanza al territorio, vicinanza ai giovani, come si potrà fare a coinvolgerli anche in questi prossimi anni? Non è facile e questo è uno dei cruci. Io quello che posso dirvi è che personalmente sto cercando di avvicinare il più possibile i giovani al Consiglio regionale. Ho cercato di promuovere attraverso l'ufficio scolastico regionale le visite dei ragazzi alla sede della regione. Quando arrivano scolaresche cerco di incontrarle personalmente, con i consigli comunali dei ragazzi cerco di avere un dialogo costante. Ecco, credo che quello che possiamo fare è cercare di dare un messaggio per far capire che la politica non è un qualcosa di distante, di lontano, ma è un qualcosa che può essere percepito direttamente giorno dopo giorno e che la politica comunque è quella che in qualche modo decide il nostro futuro e quindi se una persona vuole avere un ruolo di responsabilità importante all'interno della nostra comunità, ecco, fare politica è la scelta giusta. Sì, tutti i coregionali, perché poi sì, ho fatto visita ai Foglars Furlans, ma non dimentichiamoci che abbiamo triestini, abbiamo sloveni, pordenonesi, cioè praticamente abbiamo coregionali di qualunque tipo di provenienza che oggi sono sparsi nel mondo, hanno iniziato una loro attività, si sono radicati, hanno avuto figli, nipoti. Ecco, ho visto in loro un grandissimo legame, un grandissimo affetto per la nostra regione, ci tengono a quello che succede qui, ci tengono ad essere considerati, ad essere coinvolti e l'auspicio è che da un lato possano il più possibile tornare qui e quindi concretizzare quel turismo delle radici che diventerà fondamentale nel 2024, ma anche potrebbe essere l'opportunità per far sì che molti di loro apprezzino anche la voglia di tornarci a vivere, a lavorare, a crescere.